visto che lei ha parlato della parte linguistica, a me piacerebbe soffermarmi un po' proprio sull'atto, che secondo me è uno dei più semplici del mondo, cioè sull'atto del camminare. È una cosa che con Claudia facciamo praticamente continuamente e ci ha fatto molto piacere essere invitati in questa iniziativa, anche per questo aspetto, perché appunto, secondo me il camminare è veramente una cosa che ti cambia la vita. Poi il fatto di camminare percorrendo delle terre che fanno parte delle tue radici, per me è stato un motivo di raggiungere una certa consapevolezza anche di quello che sono. E riguardo appunto, voglio dire la mia anche sul discorso della lingua, io sono nato parlando questa lingua, anche a me ha creato sorpresa trovare gente che si apre un libro di un secolo prima e cerca di impararlo, mi ha fatto molto piacere, come mi fa piacere vedere delle intere pagine di Facebook scritte in franco-provenzale. Ecco, non so dal mio punto di vista se preferirei che la mia lingua fosse accantonata in un museo in mezzo alla polvere, oppure se possiamo dire che questa lingua abbia fatto il suo tempo, se non sarebbe meglio che finisse. A volte ci penso e non so cosa rispondere. Ecco, probabilmente la risposta è quella: dobbiamo evolverci in qualche modo. Probabilmente la nostra lingua si mescolerà, oltre che con l'italiano, il francese, il piemontese, con le lingue di tutte le persone che vengono ad abitare da noi, e credo che questa forse sia l'unica strada per mantenerla non uguale, ma mantenerla viva. Non posso che associarmi a quello che hanno detto tutti, in particolare a Gigi, per quanto riguarda il camminare. Riguardando le cose adesso mi viene una grande emozione e molta nostalgia, perché nonostante la fatica veramente l'aver fatto un percorso così lungo a piedi per tutti questi giorni cambia molto il pensiero, ti permette di pensare in una maniera diversa e di riflettere delle cose che poi tutti i giorni non possiamo riflettere, vuoi perché tanti forza, vuoi per altri motivi. Quindi soprattutto appunto in un'area che ci appartiene, ha aumentato la consapevolezza di appartenere. Passo la parola a Marco. Sono occupata di quello che si chiama la comunicazione all'interno di questo progetto, però in realtà è un progetto interamente dedicato alla comunicazione. Noi l'abbiamo fatto attraverso i nostri piedi, con il cammino, come diceva Gigi, con video, documentari, con le fotografie. L'abbiamo fatto su YouTube, su Twitter e su Facebook. È vero, erano soprattutto le anziane le persone che abbiamo incontrato, ma abbiamo incontrato anche tante persone che avevano la voglia di imparare, di conoscere qualcosa che fosse rimasto legato alle proprie radici e che quindi cercavano con un po' di vergogna di scrivere attraverso, soprattutto i social network, il proprio patois, quello che avevano ascoltato dai nostri. Non è stato facile trovare la connessione, le prese di corrente a volte durante il cammino e abbiamo dovuto a volte inventarci dei limiti. Ha costruito per me una presa una sera, ma è stato molto divertente perché il cammino è stato un momento di comunicazione anche per noi camminatori, che ci siamo confrontati sulle nostre condizioni che riguardano il territorio, anche la lingua franco-provenzale e il modo in cui deve essere conservata, tutelata e utilizzata da noi cittadini. Chiudiamo. Grazie Marta. Concludo dicendo che soprattutto noi franco-provenzali, parlanti di lingua franco-provenzali o montanari che abbiamo questa nostra lingua, vogliamo continuare ad esistere. È giusto quello che dice anche Gigi, e soprattutto non vogliamo essere museificati ma studiati come un passato, ma vogliamo continuare a esistere e vivere nell'attualità. Questa camminata è stata una rete che abbiamo, una rete simbolica nel territorio franco-provenzale, sta cominciando a dare i suoi frutti, per cui forse ci sarà questo melange di varianti locali, forse ci sarà un franco-provenzale o arpitano come viene definito nuovo, ma l'importante è che continuiamo ad esistere e esistiamo nell'attualità. Non lavoriamo più la campagna come si lavorava una volta e facciamo magari dei trekking pur usando il neologismo, ma siamo comunque franco-provenzali. Grazie a tutti. Grazie ai nostri amici comunicatori. Due ulteriori brani dei Salvai, poi il dottor Viola ci racconterà qualcosa di interessante della sua lunga esperienza.